Un saluto a tutti gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare. Questa videoguida è stata creata per completare i dati della squadra. Allora, da riepilogo compilazione delle iscrizioni ci portiamo su compilazioni dati squadra e clicchiamo. La schermata che vedremo sarà quella di modifica dati squadra, quindi andiamo ad inserire inizialmente il nome o sponsor della squadra. Cerchiamo di utilizzare nomi corti e non dilunghiamoci con nomi lunghissimi come associazione dilettantistica, sportiva, eccetera, eccetera. Comunque è un nome che comparirà sul comunicato ufficiale, sui calendari, sui giornali, quindi cerchiamo di usare nomi corti, eventualmente abbreviazioni. Andiamo ad inserire poi i colori sociali, quindi il recapito. Inseriremo il giorno, l'ora e l'impianto dove giochiamo le partite in casa. Nel caso l'impianto non fosse ancora stato inserito dalla Lega, selezionate l'impianto di attesa di omologazione, quindi andate a digitare omologazione e selezionate questo impianto qui. Intanto comunicate alla Lega i dati necessari all'inserimento. Procediamo inserendo una mail valida ed eventualmente il sito web. Continuiamo con i responsabili. Sono da indicare 2 responsabili per squadra. Prego quindi fare attenzione soprattutto ai punti obbligatori, quelli contrassegnati con l'asterisco. Se eventualmente un responsabile non fa più parte della vostra squadra o comunque ha dei dati sbagliati, prego di modificare, eventualmente se non fa più parte di cancellare il responsabile dall'apposito cancella vicino al responsabile. Si prega comunque di inserire un responsabile che sia abbastanza attivo, perché comunque sono i primi ad essere contattati e quindi dobbiamo essere sicuri che questa persona che contatteremo faccia parte della nostra squadra. Eventualmente comunque inserire più informazioni possibili non fa mai male. Una volta fatto questo faremo salva.